Buona la prima e veloce Ferdifan di Risaia che si porta al comando, mentre c'è stato l'errore da parte di di Francisco Benal. Si porta a condurre così Ferdifan di Risaia, galoppa fuori legge che aveva provato a puntare in avanti, poi Fernandel Mick, quindi Florida Wiesel che precede Franchina Baldo. All'esterno c'è Flash AMG che risale con accanto Fury Kronos. Davanti alle tribune in vantaggio Ferdifan di Risaia, punta in avanti Flash AMG dopo 400 metri passati in 33,2. Ferdifan di Risaia al comando, Flash AMG che arriva con decisione all'esterno, in corda Fernandel Mick, poi Fury Kronos, ancora lungo i birilli Florida Wiesel. Dopo 600 metri tende a passare Flash AMG 49,1. La minima spesa per l'allievo del Team Elert che passa. Flash MG al comando, in seconda posizione Ferdifan di Risaia, in terza Fernandel Mick, in quarta Fury Kronos, poi Florida Wiesel, ancora Franchina Baldo che precede Flamenco Adri, alla retroguardia il rimesso fuori legge. Si viaggia sul piede dell'1,21 al chilometro con Flash AMG che ha preso l'iniziativa e ora guida dopo un chilometro in 1,29. Sempre seconda posizione per Ferdifan di Risaia che precede Fernandel Mick, quindi Fury Kronos. Non cambia assolutamente nulla davanti alle tribune, con la fila indiana rotta solo da fuorilegge che dall'ultima posizione prova di nuovo la risalita in avanti. 15,5 davanti alle tribune, vantaggio sempre Flash AMG nei confronti di Ferdifan di Risaia, poi Fernandel Mick, quindi Fury Kronos, rinnova l'errore fuori legge, la piegata in 15,6 per il leader Flash AMG che prosegue nei confronti di Ferdifan di Risaia che non lo perde di vista, muove Fury Kronos dalla quarta posizione, frazione in 14,8, 2,68 per il miglio di gara. Flash AMG in vantaggio su Ferdifan di Risaia, Fury Kronos che avanza all'esterno, poi Fernandel Mick all'ingresso dell'addirittura d'arrivo è in vantaggio Flash AMG nei confronti di Ferdifan di Risaia che prova ad andare in open stretch, poi Fury Kronos, Flash AMG in evidenza nei confronti di Ferdifan e di Fury Kronos, Flash AMG che vince in mano nei confronti di Ferdifan di Risaia, al terzo posto Fury Kronos. 29,4 ad arrivare, 1,18,5 il ragguaglio cronometrico, facile percorso di testa di Flash AMG. Davide Di Stefano in Salchi, Team Elert al training, i colori della scuderia Super Fantastica, vince il figlio di Propulsion e della campionessa Superstar Riff, percorso di testa facile. Davide Di Stefano in totale controllo, lo rivediamo nelle immagini. Frusta in spalla, non deve fare assolutamente nulla con il potente Flash AMG, giusto di meccanica, vince netto nei confronti di Ferdifan di Risaia che è seconda. Al terzo finisce Fury Kronos in numeri 9, 4, 6, l'ordine d'arrivo della sesta.